Con Facu Posito a commentare questo 3-5 casalingo con l'Amatori Vasca Lodi, che ha segnato anche il tuo 14° gol stagionale e comunque una prova soprattutto positiva nel secondo tempo. Sì, buonasera a tutti. Penso che il secondo tempo è uscito le Breganze che vogliamo, che con carattere, con voglia di fare bene, di fare gol, di difendere, quindi penso che questo secondo tempo bisogna prenderlo, fare tesoro e cominciare da subito le partite. Il primo tempo non siamo stati tanti bravi. Loro comunque una squadra... Sì, hanno scavato il solco soprattutto dalla metà della prima frazione fino alla fine del primo tempo. Lì vi hanno pressato, hanno recuperato tante palline, sono andati in contropiede, qualche imprecisione, sì, qualche errore di troppo vi è costato il quadruplo vantaggio con cui Lodi ha segnato il solco, no? Certo. Quindi ecco, secondo tempo abbiamo fatto bene, non lo so se... Peccato per quel palo tuo nel finale, certo, no? Lì mancavano 2 minuti, se ci mettavamo 5-4 magari girava un po' diversa, però con una squadra del Lodi che gira, che gioca un bel hockey, quindi dai, prendiamoci tesoro di questo secondo tempo e andiamo avanti tutti insieme. Sì, perché sarà utile fare tesoro appunto dell'ottima prestazione nel secondo tempo per preparare al meglio il derby di San Diego, che è molto atteso e che all'andata vi ha riservato la prima gioia del campionato, no? Sì, adesso andiamo a San Diego col giusto atteggiamento, con la giusta cattiveria agonistica per portare i 3 punti a casa, che è quello che abbiamo bisogno e che questo tifo merita. Bene, buona settimana di lavoro allora Facu, grazie. Grazie mille Fausto.